che molti comuni italiani hanno firmato, anzi i comuni italiani sono i più grandi firmatari del patto dei sindaci. Il problema non è solo firmare un patto, ma anche rispettare gli impegni che sono previsti in questo patto. Gli impegni previsti sono quelli di limitare le emissioni di gas climalteranti, quelli che sono i responsabili dei cambiamenti climatici, quelli per cui abbiamo la mancanza delle mezze stagioni, no? Si passa dall'inverno all'estate senza soluzione di continuità, e questo è l'impegno di ridurre i gas climalteranti, in particolare l'anidride carbonica, la CO2. È un impegno importante perché l'Unione Europea ci chiede entro il 2020, cioè fra meno di 10 anni, di ridurre del 20% l'anidride carbonica. Significa mettere in campo tutta una serie di azioni molto difficili proprio per mitigare le emissioni di anidride carbonica.